È appena incominciato il girone di ritorno, ma le gerarchie sono già ben definite, con l'Imperia insieme al Sestri e alla Benga a fare un campionato a parte in testa all'eccellenza Liguria. Sarà dunque il più difficile degli ospiti per la Genova a ridosso dei play-out. Occasione per testare il replay a 5 minuti con questa trattenuta in area dell'Imperia. L'arbitro è vicinissimo all'azione e lascia continuare il gioco. Proteste dei giocatori di casa per il mancato rigore. Occasione Imperia a 10 minuti con Capra che serve bene Ferrara. Occasione sfumata per i nerazzurri che sembrano avere il pallino del gioco. Occasione Imperia, Sancinito ancora dalla distanza, ravvicinata, va a pochi passi dal gol, ma ancora una volta è Dondero a fare buona guardia. Equilibrio che resiste ancora. Gol bellissimo alla mezz'ora di Capra che stoppa il pallone in aria con abilità e ha il tempo di puntare il palo e piazzare il pallone dove Dondero non può nulla. Che gol! Risposta immediata della Genova da calcio di punizione battuto benissimo da Riggio che colpisce il palo, sulla sfera si avventa in posizione regolare Petracca che brucia tutti e riapre il match. È sull'1-1 che finisce il primo tempo. Inizio da favora per l'Imperia che trova subito il vantaggio con la conclusione da fuori area di Martelli che arriva alla marcatura aiutato dal rimbalzo e dalla potenza del calcio del suo fantasista. Ancora nerazzurri, nella confusione dell'area di rigore si impone la gamba di Capra che vuole la doppietta. Stavolta è Dondero, è attento e blocca. Finisce la partita nelle proteste per un'altra trattenuta 3 minuti dalla fine con questo fallo in area e la Genova che reclama il rigore. Vince l'Imperia, primo tempo molto combattuto, nel secondo tempo la squadra ponentina è uscita e non ci sono state più storie.